Di quello che Albise ha voluto realizzare. Quindi Albise era questo appunto nobile veneziano che aveva questo culto tipicamente illuminista di avere la città ideale, quindi un paese che fosse il più possibile autosufficiente. Quindi lui in questo territorio che la famiglia aveva acquistato, che si chiamava Molinata al tempo, ha voluto realizzare una città che fosse il più possibile appunto autosufficiente, quindi alla classica agricoltura, a cui tra l'altro aveva anche diciamo, apportato innovazioni tecnologiche nell'epoca, verso la fine del 1700 ha voluto affiancare anche la parte diciamo, industriale, se così vogliamo chiamare, soprattutto tessile. Quindi ha creato una serie di manufatti architettonici che potessero ospitare questa cosa industriale, quindi c'era il mulino, c'era la fornace, appunto c'era anche la cantina e le barchesse sono poi una riprova, no? Perché le barchesse erano quelle strutture che affiancavano la villa, normalmente le ville venete, proprio per portare tutte queste, i granai, il magazzino per le scorte e quant'altro. E tra l'altro lui, essendo un nobile che aveva un interesse abbastanza spiccato sia per la politica che per la cultura, aveva anche voluto realizzare una tipografia che è stata poi ricavata nel vecchio mulino, dove un importante tipografo a livello nazionale l'aveva gestita fino al 1814 per poi spostarla a Venezia. Quindi nel suo intento in realtà c'era riuscito bene. Perché è così importante? È così importante quello che mi piace chiamare effettivamente più che parco, bosco di Albisopoli, perché effettivamente è un pezzetto, un fazzoletto, sono 3,5 ettari, ma che ancora conserva quella che può essere la caratteristica del bosco tipico planiziale di pianura. Quindi una volta, un migliaio di anni fa, tutta la zona era coperta da questo tipo di bosco. La naturalità della cosa si vede perché la maggior parte delle specie arboree che incontreremo sono proprio le tipiche di un bosco planiziale. Quindi abbiamo gli olmi, abbiamo i pioppi, abbiamo il carpino bianco, sono tutte specie nostre proprio, che qui sono spontanee. Prova ne è anche il fatto che effettivamente quando qui è andato un po' diciamo in disuso, ciò che ha preso, ciò che ha prevalso sono state proprio questo tipo di vegetazione tipica. Tra l'altro, cosa per cui è diventata anche una splendida oasi WWF, ospita delle specificità proprio della pianura padana che la rendono per questo degna di tutela, direi. Passeggiamo così man mano che magari incontriamo. Se avete domande chiaramente fatemi. Mi fermo velocemente qua solo per farvi vedere quest'albero che si appoggia al ponte, viene chiamato albero di Giuda e ha questa particolarità, viene chiamato così perché c'è una leggenda insomma, che dice che è stato sotto un albero di questo tipo che Giuda diede un bacio a Gesù e che poi per il rimorso si sia impiccato proprio su quest'albero e quindi da qui il nome. Al di là di questo, poverino, in realtà è un albero molto bello perché verso marzo-aprile mette i fiori prima delle foglie, per cui diventa una chioma su un rosa fucsia molto intenso che quindi è davvero molto bello. Poi mette le foglie, però ha questo nome un po' inquietante, poverino. E per quanto riguarda la gestione di un bosco, quando vedete gli alberi che sono effettivamente per terra, in realtà è importante che sia così, perché il sottobosco forma una lettiera che arricchisce e tiene costante l'humus. Molto importanti sono gli alberi che si vedono qua al centro, questo morto, che per l'appunto viene tecnicamente chiamato morto in piedi,
che sono degli alberi che sono importanti che siano tali, perché come potete vedere sulla sommità diventano un ottimo legno per i picchi per potersi realizzare il nido. Questo perché l'albero chiaramente non è, diciamo, non è morto a causa del picchio, ma a causa dei coleotteri che si mangiano il legno. Il picchio, mangiandosi gli insetti proprio che mangiano il legno, va chiaramente poi ad incidere la corteccia, ma soprattutto una volta che l'albero è morto diventa cavo, no? All'interno diventa un legno proprio secco proprio, e quindi per loro è più facile poterlo battere per poter fare il nido, quindi là si vedono le prove. Il picchio è diciamo qua ce n'è in abbondanza tra il picchio rosso maggiore e il picchio verde, e abbiamo anche il picchio muratore, anche se non è della stessa specie, non è un picchio, ma si comporta come tale. La cosa singolare dei picchi che a me piace molto è il fatto come sono fatti proprio. Il picchio ha, vabbè, il becco chiaramente lo conoscete, un po' lunghetto, ma ha una lingua decisamente molto lunga e appiccicosa alla fine. In questo modo lui con un piccolo forello individua a orecchio, proprio a suono, legno pieno, no, legno vuoto, sì, sotto c'è una galleria di un insetto. Buca proprio la galleria, con la lingua appiccicosa prende l'insetto e lo mangia. La cosa singolare è proprio la lingua, che essendo molto lunga, non sta attorcigliata nel becco ovviamente, ma ha proprio una cavità nella scatola cranica, tra il cervello e la scatola cranica, dove porta proprio la lingua. E questo è fatto ad hoc perché in questo modo quando deve battere, picchiare sul legno, sia per farsi nido o per mangiare, questa lingua sulla testa gli fa da cuscinetto ammortizzatore e quindi non gli viene mal di testa a fine giornata, quindi è proprio perfetto nel suo habitat. Normalmente si sente il suo verso echeggiare da una sorta di risata. Qua c'è un problema, questo era un laghetto chiaramente artificiale, anche questo voluto da Alvise di Mocenigo, però come si può notare non sta benissimo, effettivamente adesso è poco più che uno stagno. Uno proprio perché è stato tagliato il collegamento con il canale Taglio, quindi non c'è abbastanza ricambio d'acqua se non nei periodi di grande piovosità. Per il resto del tempo abbiamo un'eutrofizzazione spinta, per cui abbiamo molto materiale, quindi molto deposito. Per questo adesso l'acqua è così bassa, perché si è molto deposito. Tant'è che già negli anni era stato scavato ed erano stati fatti dei 3 rialzi, 3 isolette all'interno di questo laghetto, poi piantando un albero diverso in ogni isoletta, ma proprio per cercare di mantenerlo lago. Invece adesso purtroppo è poco più di uno stagno, quindi ha problemi un po' di anossia, diciamo, diventa proprio un'acqua stagnante e non proprio salubre. Tuttavia ospita ancora delle specie importanti, si vedono più in primavera ovviamente che adesso, c'è la tartaruga palustre e un sacco comunque di rospo smeraldino, ci sono le raganelle, e la rana agile, vabbè, e l'ululone dal ventre giallo, cosa molto simpatica, è un rospo che ha la pupilla a triangolo, la pancia tutta macchiata di giallo e marrone, che quando è minacciato o deve spaventare qualcuno si tira su così, faccio la pancia tutta pericolosa, sono giallo, vedi, sono pericoloso, è fortissimo. E lui non gracida ma ulula, e da qui il nome, ululone. E di importante questo ambiente ospita quella che è una rarità ormai nella pianura padana, che è la rana rossa di Lataste, Latastei detta, insomma, è una rana rossa che purtroppo è in via di estinzione nel Veneto ed è proprio endemica nostra, della pianura padana, e qui per fortuna vive bene, quindi questo è un motivo in più di tutela di questo paesaggio, insomma, devo dire. Adesso verranno fatti dei lavori per dargli un attimo di ossigeno e di vita a questo povero stagno, perché comunque ha la sua funzionalità. Il lago dal Taglio. Com'è? C'è la ciavica. Sì, sì, no, ma va un attimo anche ripulito in qualche modo, sì, perché ha troppi sedimenti, diventa un attimo. Questo albero invece ha subito, mi sembra negli anni 80, un fulmine che l'ha spaccato, aperto in due, ma come madre natura sa fare, tutto può essere utile, tant'è che l'interno dell'albero è diventato un ottimo formicaio e quindi è un condominio vero e proprio che si estende in lunghezza di formiche.
formicai sono molto importanti in realtà, adesso questo nel legno magari no, ma quelli che vengono fatti per esempio con gli aghi, dei pini eccetera, perché le formiche poi hanno il famoso acido formico, no? Che diventa un buon disinfettante per gli animali. Quando hanno dei parassiti nel pelo vanno là e proprio si strusciano sui formicai in modo che l'acido formico vada a disinfettarli, quindi c'è un aiuto reciproco. Mi fermo velocemente a questa pianta, questo è un tasso. È una pianta particolare, cresce molto lentamente, ha una corteccia molto bella, ma è velenosa. Ha cioè delle bacche rosse, delle drupe, il cui seme è davvero molto velenoso anche per noi, praticamente mortale, quindi mi raccomando. Ma solo le bacche sono velenose? Solo le bacche. Cioè sì. non le foglie? No, infatti solo gli uccelli ne sono immuni perché loro mangiano la polpa, poi buttano intero il semino, quindi non Lo sono anch'io a casa. Nella prossima puntata Monia Corazza ci porterà alla scoperta delle specie arboree che sono state volutamente introdotte in questo parco. Ci mostrerà quello che rimane dell'antico mulino fatto costruire dal nobile veneziano Alvise Mocenigo. Ci parlerà di una leggenda riguardante l'albero del Corniolo, ma soprattutto ci presenterà una vera rarità, la rosa di Mocenigo, una specie botanica che si può trovare solamente in questo parco. Non perdetevi perciò la prossima puntata.